Bella raga, ciao a tutti, il Comune Veneziano, siamo alla seconda stagione e andiamo con la Vuelta Andalusia, ruta ciclistica del Sol. Anzi, Vuelta a Andalusia, ruta ciclista del Sol, mamma mia. Questa è proprio un mini tour per Veneziano. Vediamo se Veneziano ci può regalare grandi emozioni. Raga, qua siamo tra i favoriti e come obiettivo per i primi tre nella classifica generale, quindi puntano tanto sul cume. Non possiamo deludere più due di forma giornaliera. Siamo forti, siamo fighi, siamo belli. Vai raga. Allora, adesso siamo... Mancano 17 km, inizia la salitona, signori. Inizia la salitona. Mi sembra un segno... Ok, borraccia portata. E moso cazzi. Adesso da capire quanta forza ha veneziano. La forma c'è. Il cume a tutt'oggi. Sarà una salita tosta, una salita dura. Una salita importante. Qualcuno parte, qualcuno parte. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Qualcuno ci sta provando. Vediamo Veneziano, prova Veneziano, sta tentando di dare uno scossone, primo scossone del cume. Sì, bello. No, male, male. Primo scossone che non mi è molto piaciuto, sinceramente. Ho poca, a livello di scatto sono messo malissimo, mamma mia. Prova ancora Veneziano, prova ancora. Sgambetta Cume, ma non ce la fa. Il Cume proprio non ce la fa. Ne proprio una grossa discesa, in discesa possiamo far tanto, però, Sono in 6. C'è anche un altro, c'è Scalco, anche c'è il signor Scalco. Dai, Cuba, provaci però, cazzo. Venezia, niente, non scatta, non scatta, niente da fare. Niente da fare. Again, an attack is launched. The group has to break apart. Adesso Veneziano però la discesona. Vediamo in discesona cosa combina il Cume. Se non riesco ad andarmene, cazzo. Dai, dai, Cume, dai, porca miseria. Dai, Cumendone, dai, Gero 5, niente da fare. Nulla da fare. Siamo vicini, siamo tutti là, però. Victory right on the Fuori anche dal line. podio. Three Addirittura short noni. Che followers. due. Maroni. Vai ragazzi. Proviamo a Attack with spingere the un po'. finishing line within reach. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, anche se è dura, raga, è dura, è dura. Vediamo il Cume. Il Cume va di gel. Il Cume prova ad anticipare. Forse troppo anticipato. Anticipato un po' troppo. Sono veramente fuori. Attenzione, vai Cume. Scatta Cume, ma sarà durissima. Vediamo, vediamo. Un secondo. 0,7. Non siamo lontanissimi. Il Cume ancora davanti per poco. Siamo là, raga, mamma mia. Sono partito Victory secondo right me on the quei line. A real show 20 of secondi power. prima. Settimo, che cazzo.
Ah, che dura, Fioi, che dura, che dura. Questa è una tappa collinare, però ci siamo, ci siamo. Sento che il Cume sta crescendo e sta, non dico dominando, però stiamo cominciando a trovare la chiave di volta. Sono un po' arrugginito, mi rendo conto, sopra, sai che dopo i grandi successi del 22 sono un po' arrugginito. Vediamo la General, Veneziano e settimo, hanno 2 posizioni, siamo tutti ancora vicinissimi. Giovani siamo terzi, Codo, squadra, quinti. Questo è un tappone cazzuto, secondo me. Vediamo. Finora abbiamo vinto solo la cronometro nazionale, che per carità. Questa è bella, però con un arrivo, secondo me, non proprio da... Eccoci qua, raga. Siamo all'ultima salita, prima di un arrivo, a mio parere, non stravantaggioso per il Cuba. Siamo nel gruppetto. È questo che mi mangia tanto, suona pippa. Ho sbagliato il click, porca di quella vacca. No, dai, forse no, non è proprio questo. Vediamo Veneziano. Veneziano ci prova, il Cume ci prova, signori. Prova a dar fastidio Veneziano. Prova a dar fastidio il Cume. Però non basta, non basta. Purtroppo non basta. Questo è molto forte, ragazzi. Una bella bestia. Sto francese ha vinto anche il Giro d'Italia. Ci provano ovviamente Finn e Rubio. Vedo come non mi mollare. Non mi mollare, Cume. E il Cume prova ad andare, ragazzi. Il Cume dà fastidio. Il Cume dà fastidio, ma non troppo. Niente, non ho proprio lo sprint, non ho. Ancora Veneziano che ci prova, ma non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Non ce n'è purtroppo, avevo ancora 11 km. Ci ho provato un po' a dar fastidio, ma niente, non ho proprio sprint, non ho. Se me le volate faccio cagare, poi vediamo. Beh, arrivo un po' in salita, però ho perso tanta energia, ho perso. Sette chilometri. L'energia non è molta, ma non posso perdere troppo dal gruppo. Però Cume sveglia. Comandone, svegliati, grazie. Sembra che la discesa però è un punto forte di Veneziano. Non devo molto puntare all'ultimo, devo proprio tirare subito. Proviamo lo scatto e vediamo Veneziano. Ma guarda questo come vola. La vedo difficile. Attenzione però il Cume! Attenzione però il Cume dallo sprint decisivo il Cume! Ti prego Cume, ti prego! Ti prego a 0-3! Podio, ma non basta. Terzo posto, mamma, mi sto piazzando continuamente, porca miseria. Ci manca ancora quel qualcosa. Però siamo terzi, buono. Un bel podio, fa morale. Però non basta. Non basta, ahimè. Abbiamo dei parametri molto interessanti, però c'è tanta gente forte. Certo che, se non erro, siamo alla terza tappa, ne mancano 2, di cui una ancora di montagna grossa, mi pare, una dopo invece di collina. Roger Adria e Georg Zimmermann, super veneziano. Poi però il Cume finisce terzo. Vediamo i risultati. Allora, nella generale siamo secondi, però attenzione, siamo secondi ai punti, ma lì, vabbè, sesti, montagna undicesimi, giovani primi, siamo primi nei giovani, calma. E squadra quinto. Adesso vediamo se sono contenti.
Dai, sono contenti. Bene, bene. Bei punticini, bei punticini. Questa è stata una bella mossa, Fiori. Finalmente. Piccolo acuto comendiano. La forma c'è. E adesso abbiamo la... vedi, però un arrivo in discesa che io non amo. Vabbè, staremo a vedere. Ok, raga, inizia la salitona, signori. Inizia la salitona. E qua devo stare molto attento. There's an attack in the group at the front. Vediamo se possiamo rompere un po' i maroni. Mentre il cume prova a dar fastidio. Veneziano prova a scattare. Ma non va niente, non riusciamo proprio a scattare, Fiori. E questo è un problema. Questo è un grosso problema. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Seixas goes onto the attack. Maledetto. Il cume prova a scattare ancora. Il cume scatta, ma non scatta. Purtroppo non abbiamo lo scatto. L'accelerazione, siamo scarsi in accelerazione. Attenzione, prova ad andare via ovviamente. 4, 23 secondi. Attenzione, pericoloso adesso, però, Se stanno un po' andando, la cosa non mi piace. Dai, Siviglia, ti prego, però. Qua abbiamo Lopez. Dai, come adesso c'è bisogno assolutamente di fare la discesa della vita. Il discesone della vita, vai Kume. Non si riusciamo a scappare via, ma non credo. Dai Venezianone. Stiamo rischiando il tutto per tutto, signori. Mamma mia, che discesona di Veneziano. Bravo Kume, bravo Kume. Perfetto, abbiamo ristabilito le gerarchie. Bravissimo Kume, mi stai piacendo, mi stai gasando Kume. Mi stai gasando Kume. E il Kume prova a spingere, prova a andarsene il Kume, ragazzi. Il Kume se ne va in discesa. E devono sfruttare tutti i buoni. Però non gaffemo. No, siamo qua, non vado a sprecare energie. Non sprechiamo energie. Qualcuno prova a scattare, ovviamente. Siamo morti, però. Forse ho esagerato. Forse abbiamo esagerato, ragazzi. Male, sapevo, era un arrivo brutto. Mamma mia, guarda quanto perdo. Peccato. Niente, non ho ancora... Io sicuramente non sono in forma, questo è poco ma sicuro, però... Non ce ne va neanche bene una, sinceramente. Vai. Peccato. Sicuramente scendiamo dalla terza posizione. Non arrivo in salita niente, oh. Dio Cristo. Andiamo a vedere la generale. Siamo sempre secondi, però, Vabbè, abbiamo perso un cazzo. Dai, questo è positivo, dai, meno male. Invece ho perso pochissimo. Ok. Punticini che arrivano. Vediamo la final tap.
Da mantenere assolutamente il primo classifica giovani e secondo posto, e sono punti importanti. Una gara a cronometro e quindi può essere molto positiva per noi. Raga, siamo i grandi favoriti, la squadra vuole la vittoria addirittura di tappa, la cronometro sappiamo che è veneziano, nella vittoria nel cronometro è veramente una bestia, bisogna capire anche la forma di giornata, vediamo se siamo riusciti ad allenare il cume perfettamente. In realtà è un cazzo di -1, bravo cume, porca di quella miseria, però una cosa ce la meritiamo. Andiamo a prendere, eccola qua, questa è la foto anteprima della copertina. Vediamo cosa combina Veneziano. Dai cume, dai cume. Però è corta, sì, in realtà non lo so, speriamo bene. Vediamo dopo il primo intertempo. Dai comendone, dai comendone. Teoricamente però non dovremo perdere il secondo posto nella generale, il primo nella giovani. Filippo Ganna ha fatto qualcosa di incredibile, siamo campioni italiani in carica. Dopo il primo passaggio, dopo il first passage in un inglese perfetto, siamo secondi a un secondo, signori. Secondi a un secondo. E adesso il Cume deve dare tutto qua. Dai Cume, ti prego Cume. Purtroppo non siamo in una forma strepitosa, però possiamo vincere la tappa. Ce la possiamo fare. Vediamo. 3 km, 2 km e 5. Il Cume deve dare tutto adesso. Dai Cume. Primi, cazzo, sulle capire l'altro. Zammer, maledetto. E siamo primi, ragazzi, e vinciamo. Quanto godo. Avanti. Veneziano vince anche la generale con le gnocche, si gode. Mamma come gode il Cume. Prima grande impresa per Veneziano. Scalatore vince Versmacher. Zimmerman a punti. Veneziano anche la classifica giovani. La squadra, andiamo quarti. Signori, abbiamo sbancato la Spagna. Vinciamo la classifica a tempo, vinciamo quella giovani e vinciamo anche la tappa. Infatti abbiamo boom boom, ragazzi, boom boom. Come saliamo? 99 era come godono. Vittoria corsa 1. Vittoria generale 1, ragazzi, perché non conta quella giovane, ovviamente. 3 vittorie, questa è veramente una bella botta. Andiamo a vedere le classifiche. Veneziano fa tanti bei punticini e si gode. Adesso abbiamo la settimana internazionale Coppie Bartale. Anche questa è bella cazzuta, abbiamo tanta collina, però dopo c'è la Riccione che ne arrivano proprio stupendo. Però raga, si gode. Eccoci qua ragazzi, qua mi hanno chiesto di fare un po' il gregario, ho fatto i 15 km perfettamente e godo, quindi i punticini che arrivano. Qua non ho chiaramente grandi speranze di niente, però io ci provo sempre, non si sa mai, l'errore, la cagata. Mancano 5 km. Non si sa mai. Devo partire sempre prima perché veramente in sprint sono di scarso e dir poco. Proviamoci, ma sì, ma tanto. Dai come, che male in discesa ci inventiamo un capolavoro. Guardalo Veneziano come ci prova, guardalo, attenzione! Arrivano le bestie, ci sta. Però, dopo 20 forse ce la facciamo?
Sì, sì. It was Sì, very sì. well deserved. E mi va benissimo. Mi va strabene. Il cume dà fastidio. Il cume dà fastidio sempre. Risultati. Molto, molto buone. Perfetto. Punticini importanti, raga. Punticini importanti. Adesso vediamo la next up. In inglese perfetto. La forma c'è. Stiamo allenando bene. Sono contento. Questa è scorbutica di casa. Raga, mancano quasi 10 km, ormai 11 km qualcosa. Adesso dobbiamo capire cosa vogliamo fare. È chiaro che non è una tappa favorevole. Però l'arrivo non è proprio schifoso, eh. Spingiamo un attimino. Vai come. 6 km. Salita importante, cioè importante, la salita diciamo quella più cazzuta inizia tra un po'. Dai comandone, dai comandone. Lo vedo bello propositivo veneziano, vediamo. Forse qua sbaglio. Ho esagerato forse qua, vediamo. Esagerato sì. Vediamo il cume, comunque l'importante è star là. 0,5. Guarda come scatta, che sporo sto qua, fioi. Dai, vabbè, non male, dai, non male, non male. Splendid solo win and a well-deserved one. Top 10, top 10. Va benissimo, va benissimo. Va benissimo, una tappa non favorevole, va benissimo. Stiamo dando fastidio anche in collina, raga. Questo mi sta gasando. In collina abbiamo 68, fioi. Perché quando il cume è in forma può far tutto. Può far tutto veneziano. Qualcuno è caduto. E ora vediamo la classifica generale. Sicuramente top 10 penso sicura. E la generale siamo sesti, molto bene. Punti non esistono. In realtà sì. Montagna niente. Giovani, cazzo c'è Fin Lorenzo, maledetto film. Squadra però siamo primi. E si gode. Cattiva, però voglio far bene, cazzo. Cioè, sinceramente non mi sento un gregario in sto giro. Con tutto il rispetto, eh. È chiaro che non è proprio una. Questa è chiaro che è positiva perché è montagna pura, però un arrivo in discesa. Sì, è chiaro, diciamo, non è proprio un tour adatto a me, però come si dice, mi sono iscritto, quindi ormai voglio far bene. Raga, siamo a meno 10 km, ma chiaramente l'arrivo non è certo un arrivo per il culo. Siamo qua, in 66 siamo rimasti, però posso fare ben poco purtroppo. Guarda come spingono questi. Wow, that's one attack that's going to leave a good view in its wake. Guarda come spingono questi. No, ho fatto la coglionata. Non riesco a stare al ritmo di questi, non c'è niente da fare. Impossibile, per stare al ritmo sono morto praticamente. Guarda, gente troppo forte. Vince il buon Axel Zingel. Non è neanche il top 20 purtroppo. No, proprio, non è la mia tappa questa.
Peccato. Devo fare che le gare, dai. Ci ho provato, ma... No, sinceramente in settimana ciclistica qua a Coppi e Bartali, con questa configurazione non fa proprio per me, sinceramente. Siamo arrivati 29esimi nonostante una tappa di montagna, ma una montagna un po' del cacchio, contando che gli ultimi 30-40 km comunque sono in pianura praticamente. Fancuore. Va bene la generale, scendiamo al nono posto. Giovani terzi, squadra. Secondi. Male, male, male. Peccato. Questa è una tappa, onestamente. Possiamo anche simularla, onestamente. Non c'è storia. 13esimi siamo. Siamo anche scesi, purtroppo non posso far molto. Cioè, forse è andata anche bene. Peccato, peccato. Questo è proprio... Secondo me ho sprecato un po' di energie qua. Vediamo l'ultima tappa. Anche questo addirittura è un circuito, quindi salutiamo, sì, sì, simuliamo, va bene così. Nella generale finiamo 18, no, scusate, decimi, dai, un decimo posto che top 10 ci può anche stare. Terzi giovani, niente di che. Va bene così. La prossima è tra 7 giorni Gran Premio. Che qua, sinceramente, non la vedo proprio una corsa per noi. Oh, saliamo, vediamo se possiamo migliorarci le abilità. Ah, finalmente. Ok, ok. Allora, diciamo che qua accelerazione, vediamo. Corse a tappe. Ah, solo questo possiamo fare. Cazzo. È che non mi convince qua. Solo corsa a tappe. Accelerazione. Ok, qua però miglioriamo. Così otteniamo più punti ogni mese, va bene. Ok, ok, dai. Ci volevano sti punticini. Ah, contratto 28, vediamo. Non c'è nessuna squadra, però, diciamo, della categoria superiore. Vabbè. Mettiamo qua, ma tanto ce ne fotte poco e voglio rimanere qua a sto punto. Modifica il programma. Eccoci qua, raga, per questo Gran Premio, diciamo, questa classica, che c'entra poco con Veneziano, ovviamente. And there's an attack at the front. He could go all the way. Ma sì, qua dobbiamo allenarci per altre cose. Tanto sicuramente la fuga di 20 km proprio non mi riesce mai, quindi... Bello. No, ricordiamoci di cancellare questa corsa dal palinsesto cumendiano. Non è proprio la nostra, ora come faccio troppa fatica, non è proprio un saliscendi scorbutico che non c'entra niente con le corse a tappe cumendiane, purtroppo. Un top 20, mi piacerebbe un top 20, ma la vedo alquanto bizzarra la cosa. La vedo alquanto difficile, purtroppo. Again, an attack is launched. The group has to break apart. Grande Evenpool. Scarso Evenpool. Un bambino scarso il signor Evenpool. Fa una tirata veneziano, vediamo. Vuole tirare un po' il cumendone. Vuole capire veneziano, vuole capire tante cose. Non si sa ancora cosa, ma le vuole capire.
vai come... Tanto stanno finendo di là. Attenzione, veneziano ci prova. Falling behind. I primi sono già davanti, grande Evan. Attenzione al veneziano. Attenzione al Cume. Attenzione, il Cume dà fastidio. Il Cume dà fastidio. Ragazzi, top 5, signori. Top 5. Beh, adesso sono molto in forma, quindi questo mi aiuta. Però un top 5 non me l'aspettavo al Gran Premio Michele Induarin. Grande. Un ciclista scarso. Indurain. Mi piacciono le pronunce come indiane. Una top 5 pesante. Una classica top 5 pesantissima. E ci salutiamo anche così perché poi c'è invece un calendario bello fitto nelle prossime settimane. Quando il Cume fa una top 5 non è in una corsa dove non è favorito, vuol dire che sta cominciando a gasarsi ai massimi. È corsa dura comunque, perché sali-scendi continui, fastidiosi, cioè non è semplice. Magari così sono difficili solo per altra gente, solo per Remco Evenepoel. Cioè ragazzi, Remco, lui si chiama Remco, signori. Non può non vincere una tappa così. Qua la gente arriva con 32 anni di ritardo. Vediamo se comunque la dirigenza è felice di questo risultato inaspettato. Sono proprio curioso, il curioso caso di Remco Evenepoel. Vediamo. Sono rischiato il podio, sono partito tardi perché chiaramente è stato un po' così la cacchio. E che avevi finito? Mamma mia, un po' in ritardo sta gente. Dai però, fiori. No, ma forti questi, eh? Ah, per sono un cretinotto, ecco il perché. Scusate. Chiedo venia. Ok, vediamo se è un po' felice la dirigenza di questo top 5. Sono strafelici. Mamma come godo. Vediamo se merito qualche punto anche in classifica. Eh sì, ragazzi, 195esimo veneziano, signori, stiamo scalando il mondo. E adesso abbiamo, vediamo il calendar. Abbiamo la Cholet Haglo Tour, mamma mia che pronuncia. Non posso togliere dei maroni, no, questa sinceramente non me ne fotte un cacchio. Non posso... Ah, vabbè, questa la simuliamo sicuro. E poi, raga, il 20 di aprile, siamo il 4, ci dobbiamo preparare per Tour of Alps. Ragazzi, questo è stupendo. Questo è proprio dato a noi. È perfetto questo. Mamma che bello. 5 tappe veramente fighe. Elenco vincitore dell'ultimo momento. Giulio Ciccone ha vinto. Nel 26. Buono, raga, un saluto al comandante veneziano. Ci casiamo a bomba con il prossimo tour. Questo è veramente bello. Obiettivo, spero almeno top 3. Se chiedono di vincere al 100%, la vedo dura. Però, fiori, ci siamo. Grande impresa spagnola. Ciao!